Italia Slow Tour. In Italia ci sono tantissime mete turistiche importantissime, Venezia, Firenze, ma ci sono tantissimi altri luoghi che sono importanti altrettanto, dove succedono delle cose, dove tutta la popolazione partecipa. È il caso di questa partita a scacchi di Marostica. Ci troviamo nel Castello Superiore di Marostica e abbiamo la panoramica sulla piazza, la famosa piazza dove si disputa la partita a scacchi. Nel 1454 avviene un fatto molto importante. Due cavalieri vogliono sposare la stessa dama. Proprio su questa piazza si sfideranno a duello, ma non un duello a spade. Se la giocano a scacchi. Ma non vedo Suzy. È meravigliosa, questa è Marostica, sono molto contenta di essere qua. Adesso Suzy conosciamo il castello ed entriamo nel mastio, 34 metri di mastio, l'alta torre del castello. Sì, ma chi costruisce questo castello meraviglioso? Cioè questo castello che è l'esempio, l'immagine del castello medievale. Questo, diciamo, castello inferiore era un punto di transito, quindi per chi entrava, quindi per le merci, diciamo, era una specie di dogana, quindi di controllo. È una muraglia cinese italiana, Sì, meravigliosa. E Susi, per ritornare a Marostica bisogna fare il rito, suonare la campana. Vai, lo faccio sicuramente. Fuochi d'artificio, vero? È l'effetto della chiusura della partita, la famosa cascata. Ci sono gli arcieri che lanciano le frecce verso il castello per incendiarlo. A quel punto prima facciamo l'effetto incendio e dopo la chiusura della cascata. Il tutto dura 3 minuti. Non Certo, mi immagino, però sai, 3 minuti di fuochi d'artificio. È bello perché l'applauso finale è della cascata. Dice l'applauso finale È nostro. Ma chi è il regista di tutto questo? Sono tutti volontari, quindi è una cosa enorme che però deve avere un coordinamento perfetto e la cosa interessante è che questa sfida che doveva essere poi risolta con le armi viene risolta con l'intelligenza. Infatti è un invito alla pace, sì, no? quello che secondo me è molto importante. È molto bello. Sono molto curiosa di vedere come si svolge la partita, perché vuol dire tutti fermi, poi a questo punto ci sono le mosse. E gli araldi chiamano le mosse e i personaggi si muovono sulla scansione, sulla scacchiera, seguendo precisamente le mosse. E poi tutto si scioglie, ma nessuno esce, li riportiamo tutti in scacchiera e parte il colpo finale, che è questo, diciamo, scoccare di frecce verso il Leone di San Marco e l'incendio del castello. Andiamo a vedere le 3 chiese di Marostica. Queste 3 chiese sono talmente vicine, sono state costruite proprio lì in un punto preciso che sembra si sussurrino qualcosa, ci sia quasi un dialogo tra di loro. Senti, ma vedo una scalinata laggiù meravigliosa. Sì, quello è un palcoscenico fantastico. È la bellissima scalinata dei Carmini. Con Piazza di Spagna? Possiamo anche vantarci di questo. Dai, diciamo. e poi soprattutto con una visione come questa. Lassù c'è il castello di sopra e tutta la parte verde, magnifico. E abbiamo ma che tutta la posto. vegetazione che copre il sentiero del Carmine. E questa è una chiesa dedicata a? Sant'Antonio Abate. Eh sì, infatti si vede Sant'Antonio Abate lassù. E del Carmine. Sembra Piazza di Spagna. È stata costruita nel 1700 per ottenere un effetto di prospettiva, no? E anche così, di elevazione naturalmente. Conclude, diciamo, il paese per poi lasciare libera tutta quella parte verde e poi dare sfogo a queste bellissime mura che circondano il castello. È bellissimo, cioè nel 1700 costruivi una cosa anche per costruire
una prospettiva, un paesaggio. Circolo scacchistico, importantissimo qui a Marostica. Salve. Beh, insomma, si gioca a scacchi in grande e in piccolo. Mosse velocissime. Cioè il tempo di fare una mossa, di pensare e di agire e poi subito schiacciare il timer. Perché il tempo conta. Come siamo venuti ce ne andiamo, non salutiamo neanche perché tanto non hanno tempo per pensare allo scacchi, alla partita. Arrivederci!